Buongiorno a tutti ragazzi, oggi siamo a Campolongo Maggiore in provincia di Venezia e vi porto a vedere questa soluzione più unica che rara. Infatti nell'attuale mercato immobiliare siamo abituati a vedere cubi ultramoderni, bianchi, grigi, un po' freddi se vogliamo. In questo caso vi stiamo proponendo una soluzione che è totalmente al contrario, è la classica villa veneta in stile rustico, impreziosita come potete vedere da mattoncini facciavista e moltissimo legno. L'ingresso all'immobile avviene tramite questo spettacolare scenografico portico a tutta altezza, caratterizzato da travi in legno a vista e tavelle in cotto. I portici sono un po' quello che caratterizzano questo immobile. Infatti abbiamo un totale, sono 3 portici per un totale di 120 metri quadri che circondano tutto il fabbricato. Solo questo che contorna la zona giorno è di ben 70 metri quadrati e conduce all'ingresso principale. L'immobile si sviluppa su una metratura totale di circa 350 metri quadri. Disposti su solo 2 livelli, e questa è l'ampia zona giorno che al momento è suddivisa in 3 zone, con un ampio salone di 30 metri quadri, un'area cucina di ben 16 metri quadri separata, con l'uscita sul giardino e sul portico, e un incantevole ingresso da ulteriori 14 metri quadri. Come potete vedere, al momento lo stato grezzo permette di ricreare gli spazi a proprio piacimento, eventualmente eliminando questa tramezza e creando un open space per un totale di 60 metri quadrati, oppure lasciandolo così e rivedendo gli spazi, studiandolo in maniera personale. Dall'ingresso passiamo ai locali accessori, dove possiamo trovare anche qua un disimpegno veramente grande dove poter ricavare un'armadiatura, una prima camera matrimoniale, e pensate, la casa ne prevede ben 7 di camere, un garage comunicante direttamente con l'abitazione, un WC di servizio ospiti e un bagno comunicante, sempre finestrato. La zona notte ve la descrivo brevemente, anche perché la casa è appena stata messa in sicurezza e chiusa, quindi la luce è veramente limitata. Come vi dicevo prima, ci sono 6-7 camere circa e 4 bagni. È logico che, essendo al grezzo, ognuno può trasformare, rimodificare e riadeguare gli spazi al proprio bisogno. Sono tutte camere enormi da 17-18 metri quadri, eventualmente con cabina armadio o bagno dedicato padronale. Tutto il piano primo è travato in uno splendido legno a vista, e per completare lo stile rustico, caldo ed elegante del fabbricato. Quest'altro portico che vedete, che misura circa 30 metri quadri, può essere utilizzato anche questo per mangiare all'aperto, per le giornate estive, oppure per mettere a riparo anche 2 auto tranquillamente, e conduce alla seconda porzione del fabbricato, che in realtà è una casa singola, però potrebbe essere divisa in 2 unità abitative. Questo è il vero vantaggio. In quest'area della casa si può ricavare una dépendance, una seconda unità abitativa, una porzione. Questa potrebbe essere la classica casa genitori-figli, 2 fratelli, e si presta benissimo, anzi era stata concepita volendo per questo, dove questo potrebbe essere l'ingresso,
Questo è accatastato come ripostiglio, ma potrebbe diventare tranquillamente una zona giorno con un soggiorno nell'angolo cottura, è 40 metri quadri e in quest'altra area, ora non riusciamo ad accedervi perché ci sono le grate, le inferriate, però in quest'altra area c'è un bagno che serve alla zona giorno e tramite queste scale che vedete si sale nella zona notte dove posso ricavare ulteriori 2 stanze da letto e un altro bagno. Quindi potrebbe essere ideale per i genitori che hanno bisogno di una soluzione non molto grande ma pratica e comoda. Volendo sul vanoscale si potrebbe, al posto del vanoscale della scala si potrebbe montare anche un ascensore o montacarichi qualora fosse necessario. Vi ho tenuto per ultimo questo splendido giardino. Considerate che stiamo parlando di una metratura di ben 1400 metri quadri, che nasce dall'unione di 2 lotti edificabili. Anche la cubatura della casa e la metratura è derivata dall'unione di 2 lotti edificabili, per quello è così grande. E considerate che siamo in pieno centro paese, in zona prettamente residenziale, quindi è quasi impossibile avere un lotto di tali dimensioni. Bellissima la zona ovest dove sono ora, dove tramonta il sole, con un affaccio secondo me impagabile con il parco e questi bellissimi salici che fanno da contorno. Sicuramente questo non è un immobile alla portata di tutti, perché richiede forse un esborso economico impegnativo. È un immobile che è stato concepito dal proprietario non per essere venduto, ma per essere abitato, e quindi non ha elemosinato sicuramente sui materiali. Considerate che sono anche 2 lotti che sono stati uniti con una cubatura impegnativa e la casa ha dimensioni veramente importanti. Quindi quello che viene richiesto potrebbe sembrare impegnativo, ma in realtà non lo è affatto. Qualora abbiate necessità di figure professionali per ultimare i lavori, vi parlo del geometra che vi seguirà la pratica catastale comunale, vi parlo dell'impresa per ultimare i lavori o semplicemente qualora ne abbiate bisogno della banca per un mutuo un SAL, un mutuo di stato avanzamento lavori, noi quotidianamente lavoriamo e operiamo con queste figure, quindi potremo esservi veramente d'aiuto anche per questo. Per tutto il resto non esitate a contattarci e saremo lieti di rispondere a tutte le vostre domande.